seguendo un po' le gesta di mio padre e mia madre, che anche loro tiravano con l'arco, da piccolino ho avuto la curiosità, insomma, di provare, di capire anch'io cos'era questo mondo che mi affascinava tanto. E nel 2011, spinto un po' dalla voglia più che dai miei genitori, ho fatto il mio primo corso di tiro con l'arco e dopo da lì ho cominciato a capirci un po' di più e a tirare, insomma, con l'arco nella società dove sono ancora adesso, insomma. L'arco è considerato un'arma, però un'arma sportiva, quindi un'arma che non richiede porto d'armi. È un'arma che tramite una carta che ci viene fornita dalla Federazione Italiana noi siamo abilitati a portarlo in macchina o portarcelo in giro senza aver problemi, insomma, di armi o di permessi speciali, ecco. Allora, l'arco viene costruito sull'arciere, quindi è un arco che viene personalizzato, viene scelto, dopo ci sono tante manie di scelta, come possiamo chiamarle, di personalizzazione del proprio attrezzo, dello strumento. Allora, sì, ho cominciato non facendo gare subito, ma facendo 1 anno e mezzo più o meno di allenamento all'interno della mia società, con mio padre che mi seguiva, per prepararmi nel lato mentale, nel lato fisico, come gestire, come cercare di avere il miglior rendimento in gara. Dopo 1 anno e mezzo circa ho fatto la mia prima gara con dei buoni risultati, avendo un buon passato alle spalle di allenamento e di tutto quello che serve. Da lì è cominciata poi la mia carriera arceristica, con il primo sguardo da parte dei tecnici regionali, quindi mi hanno inserito nel gruppo regionale, sono andato a fare le prime gare a livello nazionale con la regione. E dopo si sa che, come in tutti gli altri sport, nelle gare importanti ci sono gli osservatori e coloro che vedono le potenzialità nei giovani, diciamo. Da lì poi sono passato al gruppo della nazionale giovanile, dove ho partecipato alla prima gara in Corsica, che mi ha aperto un po' al mondo del tiro con l'arco ad alti livelli. Purtroppo ho preso una grande batosta e mi sono fermato per 2 mesi perché mi era rimasta sullo stomaco, insomma, questa gara. I mondiali li ho fatti nel 2017 in America, a Yankton, in Nord Dakota, e mi ricordo che a metà gara stavamo tirando, ero in paglione con un brasiliano e ci siamo guardati e c'era un vento che non stavi neanche in piedi e praticamente stavamo tirando, lui stava di fianco a me, a un certo punto sono andata la sirena dell'allarme tornado e ci siamo ritirati tutti dentro nel capannone, abbiamo messo la testa fuori, c'era il disastro, i gazebi volati via, la gente che correva a destra e a sinistra, però c'era tutta l'organizzazione molto forte, in tempo record hanno sistemato tutto e siamo tornati a tirare, però insomma è un bel ricordo. Allora sì, una freccia prima di essere scoccata va pensata, quindi bisogna visualizzarla. Bisogna visualizzare il gesto, bisogna visualizzare cosa bisogna fare, cosa si ha intenzione di raggiungere, perché comunque non è uno sport che il risultato ce l'hai dopo 10-20 gare come in un campionato di qualsiasi altro sport. È uno sport che appena tu scocchi la freccia hai subito il risultato di ciò che stai facendo. Quindi bisogna partire prima di scoccarla, vederla, pensare, diciamo, visualizzare, proprio la parola giusta è visualizzare ciò che bisogna andare a farla in seguito.